Amici del terzo tempo, buonasera dal quadrivio di Nuoro, un saluto da Priamo Marrazzu. Tra pochi minuti primo atto della Coppa Italia di Eccellenza edizione 2010-2011. La Nuorese trova sulla sua strada il San Teodoro a 3 giorni dal debutto vittorioso contro il Ghilarza. La squadra di Prestaro riceve la visita dei Viola guidati da Crisci, che invece sono riduci dal pareggio esterno al Castelsardo. San Teodoro, Iacomino, Bazzu, Monni, Gutierrez, Elia Angiuri, Gordi, Pisciotto, Taras, Pittalis, Barbano. In panchina con l'allenatore Crisci, Granara, Saulu, Fogarizzu, Siazzu, Lepore, Pinduccio e Budroni. Nuorese, Uda, Masia, Pitta, Soro, Milia, Lampieri, Manelli, Congiu, Marras, Luzzoni, Siazzu. Allenatore il signor Prestaro. In panchina Gelau, Ledda, Guarnati, Cossu, Manca, De Multas, Bonetto. La partita può iniziare. Nuorese in completo bianco con numeri dorati, San Teodoro invece nella classica divisa viola. Arbitra Pazzona di Sassari, gli assistenti Giù e Merella. Siamo in posizione centrale. Batterà verosimilmente Siazzu col sinistro. Parte Siazzu, Iacomino si diffugge in corner. Possibilità di traversone in aria. Liscio, clamoroso, attenzione, non ne approfitta nessuno e Uda controlla. La Nuorese fa girare la palla per linee laterali. Milia, la sventagliata in profondità. Siazzu. La tiene in campo Siazzu. Sul secondo palo, Gigi, Marras, 1-0 Nuorese. Come un capace Marras si è avventato sul cross velutato di Siazzu e l'ha messa dentro. Padroni di casa subito in vantaggio. Milia va in chiusura. Attenzione, Barbano se ne va in area di rigore. Barbano, contatto, l'arbitro invita il numero 11 a rialzarsi, tutto regolare. Pittalis all'impostazione. Bello questo taglio sulla destra, Goddi. Lascia rimbalzare la palla a Goddi. Marras chiede l'1-2 a Siazzu, lo ottiene, ancora Marras, accelera, il diagonale, la risposta di Iacomino. San Teodoro prova a spingere, palla in mezzo, attenzione, altro buco, Goddi, sbaglia malamente, poteva essere il pareggio. Ancora la Nuorese prova a ripartire dalle retrovie. Siazzu, numero di Siazzu, l'inserimento in zona centrale di Congiu che avanza. Marras potrebbe calciare all'indietro per Congiu, calcia malamente, si è mangiato un gol fatto Congiu. Squadra in campo per la ripresa, subito due campi, vediamo che Crisci gioca la carta Lepore, l'ex centrocampista del Budoni prende il posto di Pisciotto, mentre nella Nuorese Capitan Masia lascia il campo a Guarnati. Soro, lancio in profondità, Siazzu in velocità, in file centrali, Siazzu, gol! Raddoppio della Nuorese, il mago di Tope non perdona, San Teodoro punito su azione di rimessa. Mozzoni ha due uomini davanti a sé, Mozzoni prova il tiro a giro, mira imprecisa. Punizione ancora affidata a Siazzu, in aria interviene Bazzu, Pitta, ancora lui raccoglie la respinta, 3-0, ora diventa davvero dura per il San Teodoro. Prestaro fa rifiatare Mozzoni, applausi per lui, entra in campo Bonetto che col Ghilarza si era sacrificato in un ruolo non suo. Pittalis sulla palla, distanza notevole ma la posizione è interessante. Parte Pittalis ed è gol! San Teodoro accorcia le distanze, Uda non è riuscito a evitare che la palla finisse nel sacco. 3-1. Arriva il momento di Manca, passerella meritata anche per Gianluca Siazzu che ha messo la sua firma sulla partita. Stavolta ci prova Soro. La botta centrale, respinge Iacomino, Bonetto al volo, ancora Iacomino. Vediamo se calcerà sul primo o sul secondo palo. La conclusione è ancora velenosa, palla in corner. Ormai si attende soltanto il fischio finale, palla lunga in avanti. E arriva la fine del match, la Nuorese si aggiudica la prima gara del triangolare di Coppa contro il San Teodoro. Applausi del pubblico del Folgheri, marcatori li ricordo al quarto d'ora Gigi Marras, raddoppio di Siazzu al 50°, terza rete di Marcello Pitta al 60°.
Pitalis fissa il punteggio finale sul 3-1. Prossimi incontri San Teodoro, Taloro e Taloro Nuorese. Grazie a tutti per averci seguito, dal Franco Fogheri è tutto, Primo Marrazzo vi saluta, arrivederci ai prossimi appuntamenti del calcio sardo.